Buon pomeriggio e ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Si aggrava il bilancio del terribile incidente che si è verificato questa mattina lungo la Gela Catania, esattamente allo svincolo per Piazza Armerina. Secondo quanto si apprende, uno dei soggetti coinvolti nello schianto non ce l'avrebbe fatta. A impattare sarebbero stati un camion e un'auto. I mezzi sarebbero del tutto distrutti a seguito della forte collisione. A partire dalle 16 di oggi, giovedì 12 gennaio, verrà allestita la Camera Ardente per Biagio Conte, che dopo aver combattuto contro un brutto male si è spento in mattinata. La salma del frate resterà esposta fino a lunedì, per consentire ai cittadini di rendere l'ultimo omaggio a colui che ha aiutato gli ultimi della città, ma anche moltissimi migranti. Nei giorni scorsi la squadra di polizia di frontiera aerea in servizio all'aeroporto di Catania ha eseguito l'arresto di 2 cittadini stranieri. Entrambi, messi alle strette dai fatti acclarati dai poliziotti, hanno ammesso di essere 2 cittadini pakistani e per questo motivo sono stati arrestati per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Romualdo Moschella, dipendente di AMTS SpA, è stato confermato all'unanimità segretario provinciale Faisa Cisal dai delegati all'11° congresso conclusosi ieri a Catania. Giuseppe Pappalardo, dipendente Circumetnea, e Federico Lamberto Gaetano, dipendente MTS SpA, sono stati eletti vice segretari provinciali aggiunti. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 18. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.